PFAS, il rebus di Caldogno, una zona di ricarica da cui pescano gli acquedotti e dove risulta che siano stati chiusi 8 pozzi su 31. Il sindaco ci spiega di esserne venuto a conoscenza 3 mesi fa. Una problematica legata alla somma dei PFAS all'interno appunto di 8 pozzi segnalati appunto da Acegas. Immediatamente il sindaco ci racconta di essersi attivato per saperne di più e così si è rivolto al gestore idrico Acegas. Acegas fornisce l'acqua non all'interno del territorio di Caldogno ma all'interno del territorio padovano. E mi sono subito attivato, ho scritto una lettera ad Acegas dicendo se la notizia corrispondeva a verità e naturalmente quali fossero e di che entità fosse la contaminazione di questi pozzi. A settembre di quest'anno, alla lettera del sindaco di Caldogno, arriva la risposta di Acegas. Acegas mi ha risposto il 1° settembre dicendo sì, che sono in corso delle valutazioni con altri enti, regione, ARPAF, ULS e quant'altro all'interno di alcune problematiche sorte in alcuni pozzi, ma che soprattutto l'acqua dell'acquedotto di Acegas, ribadisco, nel territorio di Padova è sana al 100%. Insomma, i cittadini possono stare tranquilli, l'acqua che esce dai rubinetti è sicura, ma il sindaco di Caldogno oggi insiste sul fatto di essere giustamente interessato a capire come intervenire sulla zona dove i pozzi sono stati chiusi. Alla mia domanda non è stato risposto quali fossero i pozzi naturalmente e di che entità fosse la contaminazione. Quindi allo stato attuale delle cose io non ho attualmente in comune di Caldogno nessuna comunicazione ufficiale da parte di Acegas di quali siano e di che entità sia la contaminazione di questi pozzi in zona Caldogno, perché viene detta zona Caldogno, non mi pare neanche in comune Caldogno, zona Caldogno, quindi io sono all'oscuro di tutto. Il sindaco ci spiega di essere all'oscuro di tutto. In questi giorni proverà a insistere per capire qualcosa di più sulla fonte del presunto inquinamento. La fonte di inquinamento potrebbe avere delle versioni diverse, non so, si parla di strada pedemontana Veneto, fitosanitari, non lo so, però in ogni caso sapere quali sono la zona eventualmente colpita e quant'altro si può anche risalire a quelle che possono essere le fonti dell'inquinamento. Quindi sicuramente in questo momento io non sono nelle condizioni di poter riferire né alla mia, che sono tutti a conoscenza, alla mia amministrazione, ai miei assessori e via discorrendo, né ai miei cittadini, quali possono essere gli interventi che il Comune di Caldogno può mettere in pratica per mettere in sicurezza la zona.